Grazia Deledda ha scritto romanzi dal valore immortale e per questo tutti noi, io per prima, le saremo grati per sempre. Una sua frase celebre che voglio ricordare questa mattina, nel giorno delle sue celebrazioni, non è tratta da una delle sue opere. Oggi più che mai le idee che la rendono viva nel mio cuore sono quelle a cui diede voce a Stoccolma quando fu invitata a ritirare il premio Nobel per la letteratura. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere a 13 anni, fui contrariata dai miei. La contrarietà, l'opposizione al sogno di scrivere, innescarono in Grazia Deledda una passione e una volontà straordinarie. Fu capace di ridisegnare una diversa e incredibile mappa della sua vita, ricorrendo alla geografia delle parole. Ebbe la forza di stravolgere tutte le coordinate prestabilite da coloro che amava e che volevano limitare la sua vita nel perimetro del focolare domestico. Grazia Deledda mi fa venire in mente due azioni: passare oltre e oltrepassare. Apparentemente si somigliano, ma una sfumatura distingue questi due verbi. Passare oltre possiede un significato religioso importante. Pesach è una parola che indica la Pasqua ebraica e significa passare oltre. Grazia Deledda compì un gesto rivoluzionario. Lei passò oltre. Passò oltre l'uscio di casa sua, donando alle sue azioni un valore mistico. Varcò altre soglie in nome dello studio e della scrittura, perché in esse trovava il suo personale e profondissimo esercizio di libertà. Si trasferì a Cagliari per lavorare come giornalista e lì incontrò il grande amore della sua vita, Palmiro Madesani, che non ebbe mai timore a celebrare il talento e il successo della sua compagna. Scelsero di vivere a Roma, dove continuò a scrivere, e crebbero insieme i loro figli. Nello stesso tempo, Grazia Deledda oltrepassò ogni limite. Questo pensarono di lei i suoi contemporanei, ed effettivamente lei oltrepassò il limite dell'ignoranza e della presunzione di chi era infastidito dalle sue scelte e dal suo successo. A distanza di tanto tempo, il destino delle donne in alcune lontane parti del mondo sembra richiamare le sorti di Grazia Deledda. Le donne sono costrette a subire quello che gli altri decidono per loro. Donne a cui viene proibito nuovamente di esercitare i diritti più elementari, come vestirsi secondo i loro desideri, fare sport o ricoprire cariche politiche. Eppure, anche in Italia, nel 2021, l'esistenza stessa delle donne è continuamente sotto minaccia. Oggi per le donne l'azione più pericolosa è oltrepassare l'uscio di casa, soprattutto quando decidono di porre fine a un matrimonio, a una relazione o convivenza. Alcuni uomini decidono di murare la loro volontà fino a spingersi a compiere l'atto criminale più abominevole: uccidere le donne tra quelle stesse pareti. A Grazia Deledda sento di dover dire grazie per avermi fatto capire con le sue scelte e con i suoi gesti che le scelte più potenti da compiere sono due: passare oltre le nostre paure e oltrepassare la linea di confine del pregiudizio per creare mondi nuovi e possibili con la forza inarrestabile delle parole. Grazie.